di grande talento. Mi segui lì? Io ce l'ho già da che. Allora, Cosimo talento naturali è lo calidoscopio sasareso, ha rigore storico di giornalista, è narratore mai arreso, nobilita l'uso dialetto, studia grafia e modi lessicali, racconta gli spaccati crudi ma reali della vita provinciali. Cosimo esprime prosa sublime e scriogno soberano, faeda di falsità borghesi e brio di potere paesano. La sua scrittura è un'esplorazione continua di identità, un disastro non è fondali, ma dinta passionaggio corali. Porta stampato in core lo sesto de pregaglie e della zone, fuchili, caglio e matrica di sinapsi e neuroni, ma idione. Ido è figura di riferimento con la meccata attenzionata che offre chiavi di ligliuta, funguta, estrosa e sfaccettata. Da Rosa Zecchina e Lisò Collera alla guerra di Pasca, dall'odore della cettai a Giulia lo monologo, dall'urrimiro attento a sotto lo grattacieli, da Lampetini chissà Iescia a Faliconti, sidi la capacità di moissi tra scene differenti con agilitai, che arricchi lo scenario saldo e la sua essenza culturale. Tanto dimo grazie a Cosimo paliso opere e pala pinzellata talentata, che ci ha ben fiorato la Sardegna, chissà da Bali, eppure la sua memoria è andata.